Misure può fare la Regione, visti i dati preoccupanti che ci sono? Beh, innanzitutto essere ancora presenti con gli ammortizzatori sociali, poi continuare con gli interventi sulle imprese, ne abbiamo aiutate 10.000 fino ad oggi con la nostra finanziaria regionale e poi chiedere a livello nazionale che ci siano delle vere e proprie politiche sul lavoro. Il governo Renzi ha presentato delle misure, non sono sufficienti? Beh, direi che tutto quello che è stato presentato, se si realizzasse, sarebbe già un bell'obiettivo. La verità è che però che rispetto al mercato del lavoro gli 80 euro in busta paga sono una buona idea per i lavoratori, ma non riducono il costo del lavoro. Quindi bisognerà agire sul cuneo fiscale come politica strutturale vera e propria per far restare le nostre imprese sul mercato. E lei ripropone il problema della realtà degli immigrati molto presenti in questa regione che non hanno un posto di lavoro, che sono in difficoltà anche loro. Beh, con obiettività, visto e considerato che dei 195.000 disoccupati, almeno 30.000 sono immigrati. Molti hanno un progetto di vita qui e si sono integrati, altri sono venuti solo per lavorare, hanno le famiglie a casa loro ed è bene aiutarli a tornare a casa. Brutalmente devono tornare a casa? No, direi non brutalmente, ma pragmaticamente aiutare chi vuole rientrare a casa e a lasciare casomai le opportunità a quelli che sono qui. Lei dice anche con sostegni economici a questi che vogliono rientrare a casa. Ad esempio ci sono degli spazi che ci vengono dati proprio dallo stanziamento per l'immigrazione a 1 milione di euro all'anno, non sono grandi cose, ma pensare comunque di fare spazio nel mercato del lavoro potrebbe essere già una grande cosa. Questo per favorire i veneti, come lei ha sostenuto nella sua campagna elettorale all'inizio? Guardi, questo non è un problema di campagna elettorale o di slogan, è un dato di fatto. Chi è qui, si è insediato, veneto o immigrato che ha qui un progetto di vita, ha una famiglia, penso abbia più diritti di chi viene qui semplicemente per lavorare e tornarsene a casa. Ma non è un problema europeo, poi complessivo questo? Certo, è un problema dell'Europa, però dovremmo spiegarlo all'Europa. Lampedusa non è il confine d'Italia, è il confine dell'Europa, ma l'Europa ci lascia soli.